No, Gogol, allora io faccio l'apertura e poi tu, man mano che io intervisto Mauro e Giuliana, entri e diamo la notizia al popolo di Io Compro Siciliano. No, guarda, fidati di me, io faccio l'intro. Oh, oh, siete già in diretta? E allora, buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Oggi ho con me un amico, Gogol, è venuto qui da noi per annunciarvi sorprese, sorprese perché Gogol arriva qui in casa da noi, nel popolo di Io Compro Siciliano. Beh, oggi sarà una puntata specialissima, allegra, piena di sorrisi da donare a tutti voi e siamo pronti per iniziare questa puntata. Buon martedì 29 di dicembre, iniziamo nel nostro consueto modo, grazie. 262.776 volte, grazie. Grazie sempre, grazie ancora, ancora a tutti voi, buone feste. Che siano delle feste serene, quest'anno vissute sicuramente con uno spirito differente e che tutto questo possa servirci per riflettere e per affrontare ancora con più sorrisi e positività le giornate e i tempi che verranno. Noi siamo qui a condividere questa puntata, questo appuntamento di oggi con due grandi amici. Uno è Mauro Todaro, lo avete sentito nominare spesso, lo abbiamo intervistato tempo fa, ma è sempre presente nei nostri live perché lui in genere lo riconosciamo perché c'è sempre questo omino giallo, questo sorriso. Lui, ambasciatore del sorriso, ci parlerà un po' di quella che è l'Accademia del Sorriso e poi con noi avremo ancora una eccellenza siciliana. Lei si chiama Giuliana Di Franco, è una designer, progettista, modellista, creatrice di gioielli meravigliosi. È un'eccellenza siciliana perché lei ha deciso di costruire in Sicilia la sua azienda ed esporta il suo Made in Sicily, il suo siciliani d'autore un po' in tutta Italia e nel mondo. Un grande personaggio, lei è ambasciatrice del sorriso e porterà il sorriso nel popolo di Io Compro Siciliano. Ancora tante belle novità, volevamo condividere insieme a voi, vi ricordo come sempre il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com, come sempre la nostra esperienza siciliana da condividere con voi, portate sulle vostre tavole i prodotti siciliani, l'artigianato siciliano, con i nostri artisti, con le nostre aziende, con i nostri produttori ed ancora vi ricordo le novità legate alla gift card perché da oggi sarà possibile anche regalare una gift card, basterà entrare all'interno del nostro portale, stampatela, la piegate, la regalate alla persona che volete bene. In questo modo porteremo avanti la nostra identità, come diciamo sempre, con quelle che sono le scelte consapevoli. Noi siamo pronti, signori e signori, vogliamo fare entrare con noi Mauro Todaro. Ciao a tutti, Ed è buongiorno, buongiorno, felice buongiorno giornata a Mauro. tutto il popolo di Io Compro Siciliano e ciao Katiuska, ormai ci diamo di tu, visto che siamo Eh sì. oltretutto, fate parte della nostra famiglia. Senti Mauro, innanzitutto grazie per essere nuovamente con noi. Oggi la tua presenza, nonché la presenza di Giuliana che faremo entrare tra qualche istante, dà un grande valore a quello che è stato il percorso di Io Compro Siciliano. Mi piacerebbe un attimino, prima di far entrare la nostra straordinaria Giuliana Di Franco, fare una piccola parte introduttiva. Tutti sanno chi è Google, ma per chi magari ne ha sentito parlare ma non ne conosce bene la storia, mi piacerebbe Mauro con te raccontarla. Tu innanzitutto, Mauro Todaro, è un imprenditore, un artigiano, presidente del CNA e Mauro ha arrivato a un certo punto deciso tra il 2015 e il 2016 di fare cosa, Mauro? Intanto è sempre un piacere, vi ringrazio
perché è sicuramente un piacere essere con voi, essere di nuovo lì per parlare comunque di quella che è un'esperienza che stiamo ora condivideremo assieme, di un riconoscimento nato appunto tra il 2015 e il 2016 in un momento particolare di massima congiuntura economica, dove tanta speranza si andava perdendo, e lì mi sono detto ci vuole qualcosa che riporti la speranza, riporti il sorriso, qualcosa che riesca a far guardare oltre, vedendo che dietro di sé comunque c'è sempre chi sta peggio, e sono proprio loro quelli che stanno peggio di noi a darci quella forza e quello stimolo ad andare avanti. E così go goal, go, vai goal, che ce la fai. Un riconoscimento che consegniamo e consegnerete a tutti coloro che dimostrano di avercela fatta, perché hanno creduto in loro stessi e pensando, tra virgolette, in positivo, ce l'hanno fatta. È così che dal 2016, dal 31 gennaio 2016, comincia a viaggiare Gogol nel mondo, e ad oggi annovera tra i suoi ambasciatori 2809 ambasciatori, tra cui Papa Francesco, Maria Grazia Cucinotta, tantissimi artigiani, tantissimi commercianti, tutti accomunati comunque dallo stesso valore, un riconoscimento dato perché ce l'hanno comunque fatta, e sono esempio di buone pratiche. Quelle buone pratiche che servono per stimolare chi oggi non crede più che si ce la può fare, così come ce l'hanno fatta loro, ce la puoi fare tu. E noi siamo molto attenti nel cercare chi è bravo e ce l'ha fatta. E chissà che al prossimo potresti essere tu. Senti Mauro, io a questo punto, dopo questa tua introduzione che meglio ha fatto comprendere chi è il nostro omino giallo, fra i 2809 ambasciatori del sorriso Ci sono ce n'è anche gli una, special, ci sono anche gli special, ci sono anche che, gli special che sono un riconoscimento ancora più particolare, anche perché è decorato da artisti, e quando li decorano, che vengono appunto riconosciute quelle organizzazioni che si spendono sul territorio per generare entusiasmo, creare emozioni e dare opportunità, che è quello che state facendo voi. Voi raccontate di eccellenze, voi scoprite eccellenze e noi le premiamo. E appunto per questo questi artisti si mettono a disposizione, ne decorano due identici, perché uno va consegnato a voi e l'altro rimane a noi, alla storia, ad oggi oltre 500 gol decorati, che rappresentano un museo permanente ed itinerante, utilizzando vetrine le migliori che ci sono nelle migliori location, tra cui il Teatro Massimo, teatro nei vari teatri delle città, e li vedrete sempre in giro, così parleranno di voi. Senti Mauro, noi qui e lì, fra le tue parole, abbiamo anche letto qualche anticipazione di quella che è questa straordinaria puntata e questo straordinario appuntamento con te e la nostra specialissima ospite che stiamo per fare entrare. Lei è ambasciatrice del sorriso. Per noi di Io Compro Siciliano ha un'importanza ancora più forte, È la ancora più vostra. positiva, perché adesso capirete anche quella che è la connessione tra Giuliana Di Franco, ambasciatrice del sorriso, e Io Compro Siciliano. Giuliana è una grandissima artista, lei è realmente, sapete quando parliamo di quei talenti che sono espressi veramente a tutto tondo. Se voi andate a Leonforte, siamo nella provincia di Enna, vi ritroverete all'interno di un casale dove l'arte è praticamente materia, dove le idee si concretizzano e diventano veramente quell'arte che conquista e ti affascina. Beh, lei ha tradotto le sue idee proprio in tutto ciò che è astratto e diventa materia, e quindi è arte e quindi comunicazione. Noi siamo tanto felici ed onorati di avere con noi Giuliana Di Franco. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, benvenuta e bentrovata Buongiorno, Giuliana. grazie. Ciao bella. Ringrazio voi per l'invito e saluto il vostro pubblico.
Giuliana Di Franco è una grande artista. Ho sentito delle parole veramente imbarazzanti. Vi ringrazio, ma insomma, fa sempre Ed piacere. è la verità. Ed è la verità, Giuliana è una donna dalla grande semplicità, così come già vedete dalle prime parole, dal suo primo intervento, ma lei ha ed è ambasciatrice del sorriso perché la sua forza, la sua positività sono stati premiati da Gogol e a sua volta, in qualità di ambasciatrice, lei darà il suo riconoscimento a chi riconoscerà ancora ambasciatore o ambasciatori del sorriso. Ma io prima di arrivare lì... Sì. Dico, per me questo è un piacere, un onore, una cosa... essere ambasciatrice, ambasciatore del sorriso, del Gogol, è una cosa che mi fa veramente, mi gratifica molto, perché si tratta di un messaggio di positività, di qualità, di valore e di ottimismo, così come diceva Mauro. E quindi oggi sono particolarmente onorata di poter dare questo riconoscimento anche al vostro progetto. Giuliana, io prima di passare alla parte diciamo ufficiale, perché oggi abbiamo voluto rendere ufficiale e condividere questo momento insieme al popolo di Io Compro Siciliano, mi piacerebbe ritagliare una parte importante di intervista dedicata a te, Giuliana. Tu sei ambasciatrice del sorriso, sei una grande artista, sei una grande eccellenza siciliana. Sei una creatrice di gioielli, mi piacerebbe un attimino soffermarmi qui, che è Giuliana Di Franco Gioielli. Tu crei gioielli in oro, argento, pietre preziose e hai tra l'altro portato quella che poi è la tua identità, che è Siciliani d'autore, anche a Milano, dove esiste anche un tuo showroom in Piazza Argentina. Quindi tu costruisci, hai deciso di rimanere in Sicilia, a Leonforte, però continui a portare questo brand del Made in Sicily in giro per l'Italia e in giro per il mondo. Mi piacerebbe che tu ci raccontassi delle tue creazioni di gioielli. Certamente non è facilissimo, perché questo è il mio 31esimo anno di attività nel mondo del gioiello, che è nato per caso, per una grandissima passione. Sono stata molto fortunata anche nell'avere fatto degli incontri all'inizio della mia carriera che mi hanno aiutata a sostenere con grande disciplina questo mestiere, che è un mestiere bellissimo perché ti consente di esprimerti attraverso le forme, attraverso la forma del gioiello, che ha un contenuto valoriale e culturale importantissimo nella storia, e quindi diventa per noi importante farlo con grande disciplina e con grande rispetto per questo mestiere, proprio perché si tratta di una tecnica molto nobile, impegnativa, di grande pazienza, che però dà grandissime soddisfazioni negli anni. La mia azienda, il marchio che poi è nato 17 anni fa, Giuliana Di Franco Gioielli, è sul mercato da tutti questi anni e da anni si occupa di portare presso i propri clienti, amatori, appassionati, rivenditori, tanti rivenditori, si occupa di portare una gioielleria che ha uno stile molto forte, uno stile mediterraneo, siciliano ovviamente, ma molto identitario, perché io sono la stilista e io racconto della mia terra, della mia storia, di quello che quotidianamente odoro, guardo, sento, che mi emoziona, e questo lo faccio attraverso le forme, per cui le mie collezioni sono sempre ispirate alla nostra terra, da sempre. Quindi, in questi ultimi anni, proprio vicinissimi a noi, il brand del Made in Sicily è diventato molto importante,
sta cominciando ad avere il ruolo che deve avere nel mondo, perché ha delle connotazioni stilistiche che ci appartengono, ha dei linguaggi, delle forme, dei colori che sono unici in tutto il mondo, e quindi è giusto il ruolo che sta cominciando ad avere, grazie anche ad esempi più conosciuti del mio, però io spesso lo dico, che sono tantissimi anni che nonostante il fatto che non eravamo così di moda, tra virgolette, lo stile mediterraneo e siciliano è sempre presente nelle mie collezioni, quindi dai fori vulcanici, maduni pinti, che sono collezioni del 2003, 2004, 2005, quindi sono tantissimi anni, i macramè, i dos a dos, Cioè, la fondamentalmente, bucceria. Giuliana, sei stata una grande anticipatrice dei tempi. Oggi Ma tutto guarda, ciò queste che... parole ti ringrazio molto, mi imbarazzano moltissimo, perché io Però sono è così, ma Giuliana, è così. sì, però in realtà mi piace che il lavoro si veda dagli oggetti, quindi ciò che io racconto deve essere visibile tattilmente, la qualità del lavoro e il rispetto che ho per questo mestiere si deve vedere proprio dalla qualità dell'oggetto, dal rigore con il quale io affronto il metodo dell'oreficeria e dell'oggetto, quindi dalla qualità dell'indosso, dalla qualità della manifattura, dalla qualità dello studio del progetto che c'è prima. Poi se questo piace viene indossato ai posteri, meglio di me hanno Lunga detto, sentenza. sicuramente. A me fa piacere, devo dire che a me questo mestiere mi esalta ogni giorno, mi gratifica moltissimo, quindi immaginate quanto possa essere bello a distanza di anni essere anche valorizzata in un mestiere che ti diverte ogni giorno, che ti piace, che lo fai per emozione, e quindi è meraviglioso. Tra l'altro, Giuliana, io devo dirti, adesso fra un poco cominceremo a svelare, anche guardando qualche contributo da parte della nostra regia, avremo un contributo fotografico. Ti volevo dire, chi è venuto da te a Leonforte ha potuto vivere l'esperienza. Noi parliamo spesso di Sicily Experience ed effettivamente venendo da te è un po' un'esperienza siciliana vissuta in tutto, perché tu sei poi una che ama sicuramente il tuo lavoro, il design, la creazione di gioielli che stavi dicendo adesso, ma tu ami poi anche le piccole cose, ami il buon olio siciliano, le conserve, insomma, è veramente, no? Quando noi parliamo di lifestyle, quando noi parliamo di stile di vita, è questo, cioè tu credi davvero in tutto ciò che fai a Ma quella che è la promozione del brand Sicilia. io mi chiedo come potrebbe essere diverso, perché noi siamo proprio privilegiati. Il messaggio che voi portate avanti, che il Gogol porta avanti, che il nostro vivere in questa terra deve portare avanti, è proprio quello del privilegio, perché come non rendersi conto che è un privilegio ancora vivere in queste terre che ci offrono tantissimo, in particolare la provincia di Enna. Poco fa Mauro appunto diceva che noi siamo in una provincia particolare perché anche tra le ultime nei sondaggi dell'economia, però per ciò che riguarda la qualità della vita sensibile, magari non quella economica, ma quella umana, quella dell'umanità sensibile, questo è un grande privilegio, vivere in queste terre, proprio per quello che dicevi tu, il privilegio di prima mano avere i prodotti di questa terra, queste delizie. Noi, non posso fare a meno che citare a Leonforte le pesche, la settembrina famosa, i suoi cereali, la fava, sono la qualità insomma di questo tipo di prodotti, e ho citato solamente le eccellenze, sono dei privilegi da poter avere nella nostra tavola comunemente. Questa settimana ho preparato la frascatola per chi non la conoscesse,
poco fa, la posso fare poche volte l'anno perché è abbastanza laboriosa, però è un unicum della nostra cucina tipica, quella che viene definita la cucina povera. In realtà è straordinariamente È gustosa, vero, nelle è cose buona, semplici. e quindi noi viviamo di questo insieme di ispirazioni che è questo luogo, che come tu hai descritto, e ti ringrazio e ti invito a venirci a Assolutamente, trovare, assolutamente. a venirci a trovare. È Senti un Giuliana, connubio, sì. Senti Giuliana, sai che cosa? Noi adesso facciamo così. Io farei vedere, e quindi saluto e ringrazio come sempre in regia Paolo Gatto, Marzia Monreale in redazione e tutto il team, ma vogliamo fare vedere al popolo di Io Compro Siciliano queste immagini. Ed ecco qua, io vedo in questa fotografia i due founder manager, abbiamo Davide Morici, Giuseppe Giorgianni, abbiamo Giuliana Di Franco e abbiamo Mauro Todaro. Eh sì, perché adesso torniamo nuovamente, ecco qui un'altra immagine, vedo dei gogol e questo gogol che io vedo nella fotografia e torniamo adesso invece ad immagine intera con noi tre. Beh, questo gogol, signore e signori, porta il vestito di Io Compro Siciliano. Lo dico con grande emozione perché Giuliana Di Franco, che è ambasciatrice del sorriso, chi è ambasciatore del sorriso può donare il gogol a chi a sua volta ha dato positività, energia, sorriso, speranza, e Giuliana Di Franco ha scelto il popolo di Io Compro Siciliano per consegnare il gogol. Quindi grazie Giuliana, grazie Mauro. Grazie a voi, questo è un Io gogol vorrei... speciale perché è un gogol della collezione dei pezzi unici, autoriale, quello di cui parlava poco fa Mauro, che se ne fanno due, e sono i gogol che vengono dati ai progetti che il gruppo del gogol ritiene di valore, perché senza dubbio il progetto Io Compro Siciliano, che è nato in un momento particolare di sensibilità, di bisogno reciproco, si è inserito e ha messo a fuoco quello che era probabilmente una volontà di molti, quello di andare a guardare il vicino, e soprattutto, lo dico da artigiana, è andato a mettere, a visualizzare quelle che erano le caratteristiche, le passioni, le produzioni, il nostro saper fare, che è un saper fare molto particolare. Quindi assolutamente complimenti al vostro progetto, quelli che abbiamo definito i tre moschettieri, così carinamente, che, insomma, coloro i quali hanno pensato a questa iniziativa che ora si porta avanti con ambizione, con positività, e quindi il riconoscimento era sicuramente doveroso perché la volontà del sorriso e di positività, mettere l'accento su questi progetti per noi è fondamentale perché dà fiducia agli altri affinché anche gli altri credano nelle loro possibilità e credano nel loro successo, impegnandosi molto, avendo dei guizzi di intuizioni o di intelligenze che possono portare al successo che poi è il successo di tutti, è il successo di un territorio. Quindi complimenti. Giuliana, grazie per queste tue parole che ci riempiono di grande gioia e soprattutto di onore. Siamo felici oggi di condividere Gogol con quasi 263.000 uomini e donne che hanno creduto e credono in questo progetto che porta avanti la Sicilia. Perché come dice poi Giuseppe Giorgianni, vogliamo realmente portare questo brand nel mondo e il mondo in Sicilia.
Io ho qui l'attestato di merito che vorrei leggere. Giuliana Di Franco dice: i successi raggiunti in periodi di grandi tribolazioni da questi uomini differenti possono fare la differenza nella storia di un territorio per la passione con cui riuscite a raccontare i nostri gioielli più belli. Io ringrazio davvero Giuliana Di Franco e grazie a Mauro Todaro per aver istituito questa grande Accademia del Sorriso. Questo lo vogliamo regalare a tutto il popolo di Io Gruppo Siciliano. Portiamo avanti la nostra identità, facciamolo con coscienza e forza. Siamo arrivati agli ultimi minuti, mi piacerebbe condividere insieme a Mauro e a Giuliana qualche messaggio da parte dei nostri amici che stanno scrivendo nella nostra diretta. Come sempre abbiamo da New York John Blandi. Buon martedì, ben arrivata Katiuska, auguri Davide, grazie John. Lui è un siciliano che vive a New York e ci segue sempre con tanto affetto. Abbiamo Lucia che dice buongiorno, buon martedì, ciao Lucia. Abbiamo Stefania Morici, ciao bella Stefania, anche lei è una grande artista, dice auguri a tutti, speriamo nel 2021, l'anno della rinascita e della ripresa, ne sono certa, così sia un buon 2021, a presto. Ciao Stefania, grazie. Ancora Maurizio Tuminia del gruppo Artisti Nostri Amici dice buongiorno amici, Io Compro Siciliano, ciao Katiuska, ciao Maurizio, grazie per essere con noi. Abbiamo Maurizio e Rosa, Giuliana Di Franco con un bellissimo cuoricino per te, Giuliana. Abbiamo John Blandi che dice ben arrivato a Mauro, quindi saluti da New York anche a te Mauro. Ancora Monica Cello, la nostra Monica del team di Io Compro Siciliano, dice molto carino il Gogol, sì, e questo qui è di tutti. Abbiamo ancora Shoba Magica La Porta, dice grande giù, quindi saluti per te, saluti per te. Abbiamo Maria Di Fede, brava Giuliana, ambasciatrice della sua bella Leonforte, donna di carisma e di valore. Ed è vero, questo noi lo diciamo e lo attestiamo con certezza. Abbiamo Maurizio Tominia, dice complimenti a tutto il popolo di Io Compro Siciliano, grazie Maurizio, ma soprattutto questa è la bellezza e la forza di stare insieme. E torno un attimino a Mauro. Mauro, tu sei riuscito con il Gogol a creare la più bella, il più bel messaggio che possa esistere. Sai qual è? Che è quello di portare il sorriso, come abbiamo detto e come stiamo dicendo in questa puntata, ma è soprattutto quella di creare questa grande maglia, questa grande, noi a volte lo diciamo così, la rete, creare rete, quanto è importante creare rete, ma la rete è fondamentale perché creando questa maglia si creano le sinergie, si creano i rapporti, si creano le connessioni e quindi quando si è insieme si cresce, si arriva possibilmente alle volte quando si è insieme prima agli obiettivi, ma una cosa è certa che quando si è insieme si condivide, questo penso che sia la cosa più bella, Mauro. Sicuramente sì. L'aver catalizzato attorno a Gogol quello che c'è il meglio di tutti voi, di tutti noi, e ora riuscire a connetterli, appunto, lì si beneficerà di quello che è appunto la rete, le opportunità che dà la rete. Una rete di persone speciali, di belle persone che si spendono per gli altri. Bravo. Grazie Mauro, grazie Mauro. Beh, allora manca qualche secondo alla chiusura del nostro live. Da questo momento, ecco qui l'altro, il gemello, da questo momento siamo anche noi, grazie a Giuliana che ha voluto premiare i 263.000 amici del popolo di Io Compro Siciliano, siamo anche noi ambasciatori del sorriso e a nostra volta consegneremo il Gogol a chi porterà positività. E allora grande vi dico, responsabilità. grande responsabilità. Io dico che dobbiamo portare soprattutto per i tempi che verranno
come sempre stare insieme, e come sempre portare il sorriso, portare l'energia, non molliamo, non fermiamoci, continuiamo a costruire e a credere nella nostra forza che poi è la nostra storia. Non ci siamo piegati veramente davanti a nessuna cosa nella storia che appartiene al nostro popolo, non pieghiamoci e non fermiamoci assolutamente, continuiamo a costruire per noi e per i nostri figli. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi ringraziamo Mauro Todaro, grande Mauro, grazie come sempre. Volevo fare un ringraziamento speciale alla nostra Giuliana. Giuliana Di Franco, grazie per averci scelto. In bocca al lupo e viva il lupo per tutto ciò che tu crei e fai da oltre 30 anni per il nostro brand siciliano, per la nostra Sicilia, per la promozione della nostra arte nel mondo. Grazie. Noi vi diamo appuntamento a domani, popolo di Io Compro Siciliano. Domani è giorno 30, abbiamo una puntata internazionale. Ci sarà Davide Morici e Giuseppe Giorgianni Viaggeremo nel mondo, perché avremo tutti i nostri amici che rappresentano poi le nostre connessioni nel mondo, Australia, Cina, siamo in Belgio, insomma viaggeremo un po' in tutto il mondo. Ed ancora vi ricordo l'appuntamento di giorno 1 con Italian Opera Taormina, questa intervista concerto per augurare a tutti buon anno. Grandiosa Giuliana, strepitoso Mauro, a questo punto dobbiamo chiudere la nostra puntata. Potreste per favore avvicinarvi alla camera? Più vicino, vieni Giuliana, vicino a tutto. Ti vedo le rughe. Vieni, non ti preoccupare, le rughe sono espressione di bellezza, raccontami il tempo, non fa nulla. Non posso più. Allora, io volevo dirvi ancora grazie e soprattutto dire a voi buon anno, che sia una buona fine e uno straordinario inizio di 2021 e naturalmente ricordare al popolo di Io Compro Siciliano quello che stiamo per dire. Potreste per favore, gentilissimi ospiti, anche tu Gogol, dire con me io? Cosa? Io penso siciliano. Io penso siciliano, ma soprattutto io compro siciliano. Assolutamente. In bocca al lupo. Viva il lupo, grazie per essere stati con noi. Buon anno, ci piace. Sempre con sorriso. Ci piace, sigla. Anche noi, ambasciatori del sorriso. Ciao. Ciao.